Sanremo è anche la storia della discografia e dell'industria della musica. Per questo abbiamo messo a confronto due voci: lo storico Mimmo Paganelli, discografico con i suoi 50 anni di esperienza e circa 22-25 Sanremo al suo attivo, e Ziba, che qui a Sanremo abbiamo conosciuto nel 2014 con la sua Senza di me insieme agli Alma Libre, che ha vinto il premio della sala stampa Lucio Dalla. Ziba continua nella sua carriera di cantautore, ma si è dedicato anche a produrre giovani talenti. Sanremo, che cos'è per i discografici? Cos'era, che cos'è oggi? Beh, intanto è sempre comunque un grande trampolino di lancio, c'è poco da fare, anche perché una parte sono artisti che già si conoscono, un'altra parte che si conoscono ma non tantissimo, l'altra parte sono abbastanza sconosciuti al grosso pubblico, magari sono conosciuti, non so, ai giovanissimi per esempio, no? Quindi tutti hanno bisogno di un lancio e non c'è nulla come Sanremo che per una settimana, io dico una settimana per farla breve, dia così tanta attenzione a questi artisti. Cioè, è una promozione pazzesca, pertanto è un'opportunità che tutti cercano, c'è poco da fare. Mi stupisce un po' in questi ultimi anni vedere dei ragazzi giovanissimi che vanno subito in burnout. Si accorgono che la macchina produttiva discografica è troppo per loro. Ah sì, sì, ho capito. L'errore qual è? È prima di farla arrivare subito al successo? O... Il fatto è questo, che gli artisti sono persone e che le persone sono come le piante, no? E quindi le piante a un certo punto nascono, crescono e da un certo punto in avanti sono talmente rinforzate che tengono botta a tutti gli eventi atmosferici, no? E delle volte può succedere che il successo arriva un pelo in anticipo, si è impreparati e la pianta non è così forte e quindi è più difficile controbattere tutti gli stress che derivano da questo mestiere, dove non puoi fare un passo che dopo vai sul giornale fino a una settimana prima nessuno ti filava, per dire, e poi improvvisamente qualsiasi cosa fai vai sui giornali, vai in televisione, devi capire, devi pensare in un altro modo. Siamo partiti insieme in questa avventura, tu da una parte della sala stampa, io dall'altra, e quindi non posso non chiederti qui sotto il Club Tenco un tuo sguardo su questo Sanremo. Allora, è un Sanremo che speravo mi stupisse di più, soprattutto alcuni colleghi, e quindi forse un pochino piatto rispetto alle mie aspettative, soprattutto riguardo le canzoni. Nel 2025 mi aspettavo qualcosa di un po' più originale, qualche accordo diverso, qualche struttura diversa, un modo diverso di intendere la canzone, che invece sembra un po' appiattirsi strada facendo, ma credo che sia semplicemente un periodo, un momento storico, probabilmente c'è bisogno di questo, di essere rassicurati anche da questo punto di vista. Cambierà, la musica sta cambiando, i nuovi artisti più giovani sono sicuramente più sensibili a questo cambiamento, al voler rincorrere ognuno la propria strada e non quell'unica strada che sembra esserci. Quindi un bel Sanremo un po' piatto. Ecco, a me piace una cosa anche di te, che tutta l'esperienza, la gavetta che hai fatto, tu la stai mettendo a disposizione dei giovani, cosa che non è proprio così scontata. E quindi ti chiedo un po' come stanno andando i tuoi progetti e come vedi anche le future generazioni. Ma come ti dicevo, le future generazioni credo stiano capendo che c'è bisogno di fare ognuno la propria canzone, raccontare ognuno la propria storia attraverso la musica. Quindi sono molto fiducioso. Dal lato di produttore, io ho iniziato a fare questa cosa del produttore molto giovane, contemporaneamente alla mia carriera di artista, insomma, il mio percorso, che però in questo momento sento meno di voler fare perché ho 46 anni, ho un figlio grande, comincio a vedere in lui questa cosa della musica e mi sento molto più nel ruolo del produttore, dove posso esprimere tanti lati di me che da cantautore non avrei espresso a livello musicale, e mi trovo a fare delle produzioni ipermoderne che di me farebbero anche sorridere, e soprattutto ho la possibilità di regalare un pochino di quella cosa che ho imparato in questi anni a qualcuno che è all'inizio, che è una cosa fondamentale quando si è proprio al punto di partenza e si cercano le prime esperienze, avere qualcuno vicino che un po' ti aiuta è importante, e mi piace avere questo ruolo.